Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura alla politica regionale, dopo un positivo confronto in Commissione Bilancio all'Ars, è stato approvato ieri sera il disegno di legge bilancio 2023-2025 che offre un quadro rafforzato e virtuoso dei conti della Regione. Vede la luce un bilancio dal valore complessivo di oltre 16,5 miliardi di euro che si articola su certezze contabili e che, seguendo un principio di oculatezza, riduce l'indebitamento complessivo dell'ente. Così l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, commentando il via libera del DDL bilancio 23-25, cui seguirà la trattazione in commissione della legge di stabilità 2023. Passiamo alle indagini sulla latitanza di Messina Denaro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara, che ha prestato l'identità al boss accusato di favoreggiamento. Bonafede ha scelto di restare in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP e al pubblico ministero Piero Padova. Il collettivo Offline Corporation torna alla carica dopo l'arresto del boss Messina Denaro e attacca in diversi luoghi del centro di Palermo i manifesti satirici che annunciano le elezioni primarie di Cosa Nostra. Questa volta il nuovo capo della mafia lo scegli tu, è scritto sui fogli. Dopo le dimissioni del segretario Andrea Bonafede sono ufficialmente indette le primarie per l'elezione del nuovo capo di Cosa Nostra. I gazebo per le votazioni saranno allestiti nelle principali piazze di spaccio della città, si legge. Il collettivo aveva già affisso in diverse occasioni manifesti provocatori come Forza Mafia e contro Forza Italia e la DC Nuova in occasione delle scorse elezioni. Controlli dei carabinieri del NAS sono stati eseguiti all'interno di alcuni canili pubblici in Sicilia nell'ambito di accertamenti avviati di concerto con il Ministero della Salute sul territorio nazionale. In provincia di Palermo sono stati sequestrati un canile e 180 cani aspirati all'interno, poiché la struttura è risultata priva di autorizzazione. Sempre nel Palermitano è stato denunciato il legale responsabile di un canile rifugio che ospitava 523 cani a fronte dei 190 autorizzati dall'autorità sanitaria. Sanzioni e sequestri anche in 2 canili nel Catanese. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16.